Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. E comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo nell'antico brolo di Villa Emo, Fanzolo di Vedelago, una villa splendida, ma com'è splendido questo borgo rurale. E siamo in compagnia del presidente di Aprolav, l'associazione di produttori di latte del Veneto, Terenzio Borga, che ci presenta questa quinta edizione di Casius Veneti 2009, ovvero l'eccellenza dei formaggi veneti che si ritrova ogni anno per mettersi in mostra. La cosa più difficile è scegliere il migliore fra i migliori, perché qua ci sono, come hai detto tu, le eccellenze. Quindi scegliere i migliori fra un gruppo di formaggi che alla fine sono tutti quanti di una qualità incredibile non è assolutamente semplice. L'anno scorso con gli stessi formaggi c'erano 35 giudici, quest'anno 60, hanno fatto fatica. Hanno fatto veramente tanta, come posso dire, ci è voluto tanto tempo per decidere alla fine quali erano i formaggi migliori. Abbiamo visto anche nell'esposizione che è stata fatta alla fine quanta grande qualità ci sia e quanta omogeneità ci sia nei prodotti. Ecco, quello che stupisce è la grande quantità di categorie, no? Diverse, con un'espressione davvero dell'arte casearia immensa. Lo diciamo non per polemizzare, ma nemmeno i francesi, diciamo, hanno una così vasta possibilità di scelta. Ecco, questo succede perché in Italia? È grazie ai casari? Siamo i primi nelle DOP, se pensiamo che il Ministro oggi ha detto che sono 35 in Italia, ne abbiamo 7 nel Veneto e il Piave che sta diventando DOP, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo. Le tipicità poi sono 74, senza contare i formaggi di malga e là abbiamo un'infinità di prodotti uno diverso dall'altro. Effettivamente credo che la tradizione veneta non abbia uguali al mondo. Presidente, un'ultimissima dovuta considerazione a chi produce il latte, del resto è anche il suo mestiere. Quando si dice vengono pagati alla stalla per un litro di latte a prezzi che riscontravano 20 anni fa, è un'esagerazione? No, sono convinto che siamo a livelli inferiori di 20 anni fa. Ci sono zone nelle quali ci sono delle cooperative trainanti e dei prodotti di nicchia che comunque danno una leggera redditività superiore rispetto ad altre, ma ci sono zone nelle quali il prodotto è pagato a 25 centesimi e vi sfido ad andare a vedere indietro quanto indietro bisogna tornare. Considerando l'aumento dei costi che ci sono stati negli ultimi anni, vorrei sfidare qualsiasi altro imprenditore a portare la pazienza che stiamo portando noi in questo momento, a competere con gli altri paesi europei dove magari viene prodotto il transgenico, dove magari non hanno le regole nostre di produzione e ci dobbiamo adeguare ai prezzi europei. Non credo siamo tenuti bene in considerazione, per cui io spero tanto che da questo Consiglio dei Ministri europei venga fuori qualcosa di positivo per noi, ma a questo punto parlo per tutti gli allevatori europei. Bene, allora ringrazio Terenzio Borga, ringrazio Aprolav, ma diamo anche un consiglio, Presidente, ai consumatori. Fate anche voi la vostra parte, leggete le etichette e scegliete origine italiana. Noi ci fermiamo qui e Casius Veneti 2009 ritornerà tra poco con il vicepresidente Manzato e poi vedremo se le conclusioni saranno tirate o meno dal ministro Luca Zaia. A tra poco. Questa enciclica certamente chiede una riflessione culturale forte. Credo che qui a Treviso ci sarebbe bisogno di sviluppare una riflessione culturale un po' più forte. Caritas in veritate, la carità nella verità. È questa l'enciclica scritta da Papa Benedetto XVI e rivolta in particolare al mondo dell'imprenditoria. Nel momento storico ed economico che le nostre comunità stanno vivendo, CNA Treviso ha deciso di promuovere un incontro con i propri associati per aprire un momento di riflessione e dibattito sugli spunti offerti da questa enciclica. A discuterne con gli imprenditori locali, l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato. Secondo me il primo modo per prendere sul serio l'enciclica è avere il coraggio di una riflessione robusta, cioè di non andare avanti solo con programmazioni immediate a breve termine, ma avere anche un retroterra culturale profondo. A fare sul serio è CNA Treviso che per mezzo del direttore Giuliano Rosolen spiega.
dall'enciclica del Papa sono venute indicazioni precise. Non solo ha fatto la fotografia delle difficoltà che viviamo, ma per prima volta ha proposto anche delle soluzioni percorribili per incrementare la qualità della vita, la giustizia sociale e diffondere il benessere a tutti. Adesso e soprattutto nel futuro l'impresa deve rispondere, oltre che ai proprietari, anche ai lavoratori, ai consumatori e al territorio dove opera. Svolgere il proprio lavoro nell'ottica non solo del proprio interesse personale, del proprio tornaconto, ma nell'ottica di un benessere rivolto appunto alla comunità stessa. La pensa così Rosy Silvestrini, giovane imprenditrice trevigiana che accoglie l'invito del Papa, proponendo una nuova etica imprenditoriale contro l'erosione del capitale umano. Cambiare lo stato attuale. È questo il messaggio forte che lancia il presidente di CNA provinciale Alessandro Conte. Bisogna cambiare, bisogna cercare di ricostruire quei criteri, quei valori importanti, e credo che il valore più importante sia quello della salvaguardia dell'uomo. L'uomo al centro, come dice l'enciclica, al centro degli interessi.